Prima Corinzi, capitolo 12. E donna spirituale, lo Spirito Santo. Frate mio, voglio parlare mo e tutto chi gli regala lo Spirito. Voglio capire il suo pensiero chiaro in coppa sto fatto. Voi sapete assai buono che quando non conoscevo ancora Dio, ve lasciavo strascinare a mezzo a tutti gli dei che non devono a forza parlare. E beh, vi voglio assicurare che come nessuno è capace di dicere Gesù è maledetto, sia veramente accompagnato dallo Spirito di Dio. A così nessuno è capace di dicere Gesù è il Signore, sia uno veramente accompagnato dallo Spirito Santo. E diversità, regalismo. Ci stanno parecchi reali, ma uno solo è lo Spirito. Ci stanno diverse maniere di servire il Signore, ma uno solo è il Signore. Ci stanno parecchie fatiche, ma chi manna fatica è sempre lo stesso Dio. Rinde ognuno spirito si mostra in una maniera assai diversa, ma è sempre per bene tutto quanto. Uno può avere lo spirito e capacità per la china sapienza, nata che la capacità per la china scienza. Lo stesso spirito ha uno l'aureale la fede, ha nato reale fa sta buona gente, ha uno che lo spirito lo potere fa miracoli, ha nato reale essere profeta, a chi ha la capacità di sapere vedere spirito favaz, a chi lo spirito vero. A chi lato reale parla la lingua sconosciuta e è nato ancora chi lo reale spiega che è la lingua. Tutti questi reali menano sempre chi l'unico e stesso spirito e issa per ognuno come vuole. O corpo e i membri. Come corpo nostro, pure se è uno solo, tiene parecchie parti e tutte queste parti, pure se sono assai, fanno un corpo solo. La stessa cosa succede pure per Cristo, perché tutto quanto noi, che carimmo, ebrei o greci, schiavo o libero, siamo stati battezzati con lo stesso spirito per fare un corpo solo. E tutto quanto siamo luati a sete, venendo anche lo stesso spirito. Il corpo nostro non è fatto una sola parte, ma parecchie parti. Se io per dicesse, io non sono una mano, e per questo non faccio parte del corpo, non farei per questo, più parte che lo corpo. E se Recchia dicesse, io non sono con l'occhio, perché questo non faccio parte di questo corpo, non venerei perché questo fa parte di questo corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, come facessimo a sentire? E se tutto il corpo fosse orecchio, come facessimo a sentire odore? Dio invece ha da ogni parte del corpo pizza sua secondo il volere suo. Se tutte le parti fossero una parte sola, a dove sarebbe il corpo? Perché pure se tutte le parti sono parecchie, il corpo invece è sempre una sola. Perché se l'occhio non può dire alla mano, tu non mi servo, o a capo non può dire ai piedi, a me non servono i piedi, anzi, proprio tutte quelle parti del corpo che a noi ingeparne più debolute, sono quelle che servono più a noi. E tutte quelle parti che noi pensiamo poco nobili e convenienti, noi la torniamo e cura assai più rosse tutte le parti. Tutte quelle parti che noi pensiamo che potessero essere più nobili, noi curiamo più poco. Dio, quando ha fatto il corpo nostro, l'ha fatto in una maniera che venne regnuti a noi, proprio tutte quelle parti che non ne tengono. E a così non esistono piccoli in il corpo nostro, perché tutte le parti si aiutano l'uno con l'altro. Se una parte male patesce, tutte le altre parti male patescono insieme con quella. E se una parte è regnuti a noi, tutte le altre parti si arragrenano insieme con quella. Voi siete il corpo di Cristo, e ognuno di voi è una parte che è il corpo suo. Dio ha assegnato a ognuno un pizzo suo in da chiesa. Prima a tutte le altre ci stanno l'apostolo, poi profeta e poi maestro. Poi ancora quelli che fanno miracoli, quelli che fanno sta buone malate e le stanno vicini, quelli che hanno la capacità di comandare, a quelli che hanno il reale parlare la lingua sconosciuta a loro. Non sono tutto quanto apostoli, non sono tutti profeti e tutti maestri. Non tutti hanno il reale fa miracoli e fa sta buone malate e parla la lingua sconosciuta. E sapeva pure spiegare le parole di Dio. Sforzatevi sempre e ottenete tutto il reale che so è meglio.